Amici viaggiatori, ben trovati in un appuntamento con Viaggiando e Viaggiando, sempre alla ricerca dei luoghi più belli vicini a casa nostra. Protagonista è ancora la provincia di Vicenza. Quest'oggi siamo proprio a Vicenza, vogliamo proporvi un itinerario un po' particolare, la chiesa di San Giorgio e la basilica di San Felice e Fortunato. Tutto questo e molto altro tra pochi istanti, subito dopo la sigla. È un piacere per me ritrovare Don Francesco Gasperini, direttore beni culturali, in una veste un po' diversa. Con lei ci siamo sempre trovati per parlare del Museo Diocesano, oggi però vogliamo parlare di questo gioiello che c'è a Vicenza. Se non erro è una delle chiese più antiche della zona, la chiesa di San Giorgio. Sì, questa chiesa di San Giorgio intanto sorge in un sito un po' particolare, siamo al nord del Colle di Monteberico e qui probabilmente c'era anche un'antica via che costeggiava il Retrone, infatti il Retrone è lì poco distante, tanto è vero che qui vicino abbiamo una stele romana che parla di una via che era fuori Vicenza. Comunque la prima attestazione di questa chiesa noi l'abbiamo in un documento del vescovo Rodolfo del 983, quindi diciamo questa chiesa ha superato il millenario della sua storia almeno documentata ed è uno dei monumenti più significativi di Vicenza, anche se diciamo con il bombardamento del 1944 è stata parzialmente distrutta, anche se poi è ritornata a risorgere dopo questo disastro dei bombardamenti. Una chiesa che ha avuto anche delle vicissitudini nell'arco della storia molto particolari, a un certo punto è diventata una chiesa, un lazzaretto, addirittura un canile. Sì, diciamo che questa chiesa ha avuto delle vicende piuttosto complicate. Era iniziata come una chiesa in un luogo che sostanzialmente, proprio perché essendo a nord, era anche paludoso. Forse alcuni autori dicono qui ci fosse un tempio romano. In realtà poi diventa una chiesa legata al monastero di San Felice, quindi una chiesa benedettina. Essendo fuori dalle porte della città, a un certo punto probabilmente nel 1200 abbiamo l'attestazione che probabilmente era una specie di luogo per quarantena. Poi quando cominciano le grandi pestilenze diventa in effetti un lazzaretto, tanto che a un certo punto perde anche il suo nome, da San Giorgio diventa San Lazzaro. Ecco, abbiamo poi le vicende di questa chiesa quasi scompare dall'orizzonte e assume deposito di materiali agricoli, un canile, diventa un po' di tutto, diciamo, fino ad essere poi ripresa in considerazione e a essere risistemata come chiesa, addirittura nel 1963 diventare anche parrocchia. La cosa che a me ha colpito particolarmente è che questa chiesa, gli ultimi interventi sono stati fatti grazie naturalmente all'8 per 1000, ma c'è stato proprio un volere popolare dei parrocchiani di questa zona. Sì, abbiamo inaugurato la fine dei lavori che non è molto, un mese fa circa. Ecco, qui c'era bisogno di un intervento abbastanza impegnativo, abbastanza importante, perché alcune attività proprio della ricostruzione del dopoguerra avevano causato più danni che altro, per esempio l'impiego delle malte cementizie, c'erano le strutture murarie che avevano bisogno di una sistemazione, il tetto ugualmente, e questa parrocchia, che non è molto grande, però si è sempre entusiasmata per questa chiesa che oggettivamente è meravigliosa, ecco perché è un luogo che ha questa capacità di far percepire immediatamente anche il senso dello spirito. Certo c'è stato un contributo importante dell'8 per 1000 per riuscire a mettere mano a questa chiesa, ma non possiamo non rilevare che l'impegno dei parrocchiani è stato assolutamente straordinario. Il lavoro è stato onerosissimo, ecco, adesso ci sarà bisogno
bisogno ancora di sistemare la parte esterna del sagrato, eccetera, però il lavoro di sistemazione della chiesa è stato un lavoro veramente impegnativo e l'entusiasmo della parrocchia merita di essere sottolineato. Don Francesco, entrare in questa chiesa è veramente una piacevolissima sorpresa per la pulizia, la linearità e per lo splendido lavoro veramente di restauro che abbiamo già accennato, ma quando uno entra rimane veramente a bocca aperta. Sì, credo che questa chiesa si fa ammirare proprio per la straordinaria semplicità, diciamo, delle linee architettoniche, del tessuto murario, di tutto l'insieme. È una chiesa che è sempre aperta perché qui credo i ladri non hanno niente anche da portare via, ma che quando si arriva dentro prende immediatamente con questo profondissimo senso di spiritualità, con questa capacità che ha di raccordarsi immediatamente con una prospettiva religiosa di preghiera. Vediamo che il paramento murario è molto semplice, adesso con il restauro si evidenziano le parti, diciamo, che si sono conservate, come da questo versante, no? questa linea con 3 fasce di mattoni che rimanda a una costruzione anteriore al 1000, e quindi adesso si vedono anche in maniera molto chiara le parti superstiti al bombardamento e la ricostruzione successivamente alla guerra. Possiamo ammirare anche questo bellissimo soffitto a capriate. Sì, diciamo nella ricostruzione si è riproposto il soffitto originario, 7 capriate in legno, e con la decorazione sovrattante sono delle tavelle decorate a rombi bianchi e rossi, come doveva essere precedentemente. Credo che sia anche da osservare l'abside. Anche l'abside, se noi vediamo, è di assoluta semplicità. Sono state ricavate queste 2 nicchie dal muro perimetrale. Teniamo conto che il muro perimetrale ha la larghezza di quasi 1 metro, quindi sono state ricavate queste 2 nicchie. In una c'è il tabernacolo, in altra la statua della Madonna, ma se vediamo anche l'abside si ammira proprio per la sua straordinaria semplicità. Tra l'altro l'abside è rimasta grosso modo com'era, all'esterno è poligonale, all'interno se la vediamo, ecco, con questa meravigliosa forma che quasi sembra racchiudere tutte le linee della chiesa. Se andiamo in cerca nella chiesa troviamo anche delle cose interessanti, perché l'antichità della chiesa è confermata anche da alcuni reperti di epoca longobarda che ci sono. Uno per esempio è qui, col quale hanno fatto l'ambone, l'acquasantiera. Ci sono dei resti anche in giro per la chiesa che confermano come i Longobardi, quindi siamo verso l'VIII secolo, IX secolo, avessero anche decorato la chiesa con degli elementi lapidei. L'acquasantiera è veramente una cosa che colpisce molto. Sì, diciamo quella in fondo è però di epoca moderna, l'ha fatto un artigiano locale, quasi ispirandosi all'antico, ecco, perché quando si entra è subito un momento anche interessante di visione. Invece quello che volevo sottolineare di questa chiesa quando si entra, e credo sia la percezione, è la grande spiritualità di questa chiesa, come se qui si fossero in qualche maniera delle pietre, nella semplicità dell'insieme, condensate le preghiere dei monaci, le preghiere dei cristiani, in più di 1000 anni, e quasi che le pietre, ascoltandole, riuscissero in qualche maniera a parlare di queste preghiere, di questi canti, di queste cose che in tanti secoli diversi si sono fatti all'interno di questo edificio. Quindi pare un caso nel quale si dice che le pietre riescono a parlare, riescono a dire, e pare che qui a San Giorgio diventa una delle esperienze belle che si riescono ad avere. Ma secondo me questo è dovuto anche proprio dall'ambiente, dalla semplicità che traspira entrare in questa chiesa, in questo luogo di culto, e la linearità, la semplicità fa sì proprio di creare un rapporto particolare proprio anche interiore. E credo proprio di sì, perché tra l'altro quando si arriva alla chiesa bisogna lasciare la macchina, c'è il verde del prato intorno, lo abbiamo anche visto precedentemente, quindi in qualche maniera bisogna staccarsi dal caos, dalla confusione, no? E cercare di immergersi in questo paesaggio dove il verde, il silenzio sembrano di fare stare in un posto distante dalla città caotica, ecco. E poi il non trovare niente, diciamo,
né decorazioni né niente, c'è solo una grande pala del Maganza, ma questo riporta forse a cercare l'essenzialità anche della vita. Questa chiesa ti porta a guardare dentro, ti porta a pensare allo spirito, ti porta a pensare a Dio, proprio perché quando uno entra qua cerca ciò che è essenziale e probabilmente anche nell'essenziale della propria vita riesce a scoprire lo spirito, riesce a scoprire anche Dio. In conclusione, parliamo appunto della pala, l'abbiamo già accennata poc'anzi. Beh, questa pala del Maganza è interessante, racconta un po' la storia di Vicenza. C'è l'apparizione della Vergine di Monteberico a Vincenza Pasini, è una pala di un autore di fine Cinquecento, no? Molto bella tra l'altro, e ci ricorda anche il luogo dove siamo. Qui siamo sul versante nord del Monteberico, dove c'è questo santuario particolarmente importante per i vicentini, ma direi anche per i cristiani dell'Italia, del Veneto e del nord. Don Francesco, siamo arrivati alle battute. Io voglio ringraziare per avermi fatto scoprire questo gioiello, proprio che tra l'altro è a 2 passi dal centro storico. Noi fra qualche istante abbiamo la nostra prima interruzione, perché poi naturalmente continuerà il nostro viaggio, andremo alla scoperta di un'altra basilica. Però io vorrei oggi approfittare di lei. Queste sono le nostre prime puntate di questo nuovo anno, di questo 2012, e un augurio a tutti i nostri telespettatori. Beh, io credo che l'augurio importante, nel 2012 tutti dicono che si presenta complicato, difficile, soprattutto nei primi mesi. Io credo che anche questi ambienti ci ricordano che sicuramente se noi andiamo in cerca di ciò che è essenziale e fondamentale della vita, saremo capaci anche di impegnarci e lottare perché il futuro sia migliore o in ogni caso ricco di speranza. Quindi da questa Chiesa che sembra aver quasi niente, c'è credo l'impegno a dire bene, c'è la possibilità della speranza, c'è la possibilità di guardare dentro, c'è la possibilità di solcare i secoli. Questa Chiesa col suo niente ha più di 1000 anni di storia e noi siamo invitati a guardare avanti per altri 1000 anni. Grazie mille. Per noi breve interruzione, ci rivediamo tra pochissimo ancora da Vicenza. Seconda parte di Viaggiando Viaggiando, ben trovati a tutti i nostri amici viaggiatori. Noi siamo sempre alla ricerca dei luoghi più belli. Siamo ancora a Vicenza, a 2 passi proprio dal centro storico di Vicenza. A fianco a me il signor Giuseppe Bernardini, possiamo definirla esperto di questa basilica meravigliosa che si trova alle nostre spalle. Abbiamo già annunciato nella prima parte, in questa parte di coda di Viaggiando Viaggiando andremo alla scoperta della basilica di San Felice Fortunato che si trova appunto a Vicenza. Più che esperto direi appassionato della chiesa e che ha seguito recentemente anche tutti i restauri che sono stati fatti e quindi ha avuto modo di approfondire la conoscenza di questo meraviglioso posto. Possiamo dire che questo forse è stato uno dei primi luoghi di culto per i cristiani qui a Vicenza? Probabilmente è incerto se sia stato qui o nella cattedrale, l'attuale cattedrale, la prima comunità cristiana, il luogo di incontro della prima comunità cristiana. Comunque risale alla fine del III secolo, i segni che ci sono risalgono alla fine del III secolo. Facciamo un po' di storia di questa basilica. Quindi c'è stata una
prima serie di costruzioni tra il IV e il V secolo, che poi è stata distrutta da un'invasione di barbari, probabilmente degli Ungari, ricostruita nel VII-VIII secolo, Longobardi con qualche distruzione anche in quel periodo lì, e la basilica nella struttura che ha adesso risale senz'altro all'XI-XII secolo. Poi ha avuto delle aggiunte successive, come la parte in alto del campanile. Poi nel periodo barocco ha avuto ricoperte tutte le pareti con marmi pregiati e quindi modificata all'interno la struttura barocca. Aveva un portico all'entrata che era fin dal XIII secolo e che è stato tirato via negli anni 30 del Novecento. Quindi ha una storia che è circa 1700 anni e che non è facile riassumere in breve tempo. Però abbiamo tentato di dare un minimo di idea di questo attraverso tutti i reperti che sono stati trovati in zona e avendo costruito una specie di percorso sia all'interno della chiesa nella vecchia cripta, sia avendo creato un museo apposito in cui c'è un piccolo percorso storico di questa chiesa. Abbiamo detto l'intitolazione, i santi Felice e Fortunato, ma poi magari racconteremo anche più tardi, qui c'è anche tutto un discorso per quanto riguarda San Valentino che si sta avvicinando. Sì, c'è un discorso che riguarda San Valentino, perché qui vicino, praticamente all'incrocio di Viale Milano, c'era l'antica abbazia di San Valentino che era anche una specie di ospedale, no? Con un chiostro che è ancora visibile, no? Ed è rimasta nella memoria della gente, nella volontà di ricordare questo santo che qui ha sempre avuto, io da quando ne ho sempre sentito parlare e pare che sia l'unica sagra rimasta nella città, no? 14 febbraio è una festa popolare ma anche una festa religiosa. Sì, santo protettore per quanto riguarda naturalmente, come tutti sanno, degli innamorati, ma anche per i malati di epilessia. Sì, ed è molto presente sia l'aspetto degli innamorati con il discorso dei panini benedetti, sia il discorso dei malati di epilessia, perché ci sono sempre presenti tutti gli anni e non mancano mai. Allora Giuseppe, a questo punto abbiamo fatto una bella premessa, abbiamo raccontato un po' la lunga storia di questa basilica, andiamo a scoprirla assieme. Molto bella anche l'interno questa basilica. Tra l'altro da fuori non si capisce forse la maestosità e l'imponenza che ha questa struttura. Non solo, ma anche non si coglie l'atmosfera particolare che c'è qui dentro. Si sente che ci sono 16-17 secoli di cristianità qua dentro. E la struttura così come è adesso la vediamo dagli anni 30-40 del Novecento, dopo che Monsignor Lorenzon ha fatto togliere tutte le aggiunte barocche per lasciare la chiesa il più vicino possibile a come era quando è nata. E quindi ha un suo fascino particolare anche per questo, perché la ricerca di essere come si era alle origini. Alcuni segnali sono abbastanza importanti, sono i mosaici che ci sono rimasti in misura abbastanza ampia, risalgono al V secolo d.C. e riguardano soprattutto le sepolture di alcuni maggiorenti della città. Sono dello stesso tipo di quelli di Aquileia, probabilmente anche fatti dalla stessa compagnia di esecutori di Aquileia. Vediamo il soffitto a volte anche qui. Sì, sono capriate scoperte
in periodo barocco c'era un soffitto piatto, adesso avendolo scoperto si vedono le travi a vista che sono abbastanza insolite, almeno in queste dimensioni. Il finestrone è sempre stato così, non ha mai avuto un rosone particolare ed è interessantissimo vedere al tramonto, in un'ora della giornata in cui il sole che tramonta va a illuminare proprio esattamente l'altare così com'è adesso. Insomma, penso molto bello tra l'altro anche l'altare con gli affreschi sopra. Ecco, l'affresco dell'abside sono del Carpione, quindi sono del 600, ed è importante notare come la Madonna ha un suo ruolo anche all'interno di questa cosa. La Madonna invece che c'è alla nostra sinistra sembrerebbe la Madonna di Monteberico. Sì, più o meno è uguale, è sempre la Madonna della Misericordia, ma sembra che abbia circa 100 anni di più, quindi che la Madonna di Monteberico sia successiva a questa. Un altro aspetto del culto della Madonna di questa chiesa è il martirium. Il martirium è il sacello Sancta Maria Mater Domini, nel quale venivano raccolte le reliquie dei martiri. Difatti qua nella cripta sono custodite le reliquie di 52 martiri accertati, quindi non di uno o due soltanto. Tra l'altro sono veramente spettacolari gli affreschi che si possono ammirare ancora nel soffitto. Sì, nel soffitto del martirio, sì. Più che affreschi direi sono dei lacerti di mosaico sempre del VI secolo, molto interessanti, perché uno dei quali, quello più leggibile, presenta il leone alato di San Marco, ed è molto probabile che negli altri tre angoli fossero i simboli degli altri tre evangelisti. Direi che quella lì è la parte più antica della chiesa, perché pare che risalga veramente al IV secolo, almeno la struttura così com'è, quadrata. Abbiamo detto anche prima all'esterno, questa è una chiesa dedicata a San Felice e San Fortunato. Tra l'altro in questa basilica ci sono proprio le reliquie di San Felice. Sì, ci sono le reliquie di San Felice, sono state verificate perché siccome è stato decapitato, poteva essere che la testa e il corpo fossero di due persone diverse, per quello che ne sappiamo noi. Una trentina d'anni fa, alla presenza del Cardinal Baggio, sono state riesumate, sono state controllate attraverso il DNA e una lettura scientifica, ed è stato appurato che si tratta di una persona che dovrebbe essere morta tra la fine del III e gli inizi del IV secolo, e che tutte le ossa che componevano lo scheletro e il cranio erano di un'unica persona. Quindi è molto probabile che sia veramente la reliquia di San Felice. San Fortunato non è qui, è invece custodito come reliquia a Chioggia, perché il Duomo di Chioggia è dedicato anche quello ai santi Felice e Fortunato. Io la ringrazio, signor Bernardini, perché è veramente una bellissima basilica. Noi oggi abbiamo proposto due chiese molto simili per certi aspetti nella loro semplicità, nella loro linearità, molto differenti per la grandezza e poi anche un po' per la storia, però secondo me due luoghi di culto a Vicenza molto suggestivi, molto importanti, e tra l'altro la cosa bella è che ho provato sia stamattina ma anche in questo momento in questa cattedrale, in questa basilica, due luoghi di culto molto sentiti dalle persone di Vicenza, ma anche da molte persone che da fuori vengono appunto per cercare un momento di spiritualità o un momento di pace con se stessi. Grazie mille, anche oggi siamo arrivati alla fine del nostro viaggio. Ringrazio tutti quanti voi amici telespettatori e vi diamo appuntamento alla settimana prossima con nuovi viaggi. Voglio
Voglio ricordarvi in chiusura che se volete mettervi in contatto con noi è a vostra disposizione il nostro indirizzo di posta elettronica, che è viaggiando@telechiara.it, se volete chiederci delle informazioni oppure se volete segnalarci alcuni suggerimenti per le prossime mete di Viaggiando Viaggiando. Per oggi è veramente tutto, grazie per l'attenzione, l'appuntamento con noi a fra 7 giorni, stessa ora, stessa rete, e come di consueto viaggiate assieme a noi.